Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Un buon pomeriggio dal rettangolo del Gabbiano, questo intermezzo di fine maggio è la 62esima presenza di Veneto Globe Streaming Sport sui campi della Serie D Girone C. Campodarsego Arziano Valchiampo è la partita a snodo per i due poli della classifica, è il 350esimo atto della stagione, un recupero chiave per i biancorossi padovani impegnati a togliersi dal limo della retrocessione diretta. Il rovescio della medaglia mostra e brilla sul cammino del team vicentino. L'Arziano Valchiampo conta di fare bottino pieno con l'obiettivo di scavalcare la Manzanese, allungare la striscia positiva di 7 turni e posizionarsi in vetta ai play-off. È un Campodarsego che chiude strada in attesa di giocarsi la permanenza in Serie D nel trittico finale, domenica prossima contro il Belluno, a Chioggia contro la Clodiense e nell'ultima fatica stagionale la rovente sfida da dentro o fuori contro i bellunesi dell'Union Feltre, avvalendosi del vantaggio di 3-1 dell'andata e del fattore campo. L'11 di patron Daniele Pagin tra le mura domestiche ha puntualmente faticato per spuntarla sulle dirette antagoniste mettendo a profitto due soli successi nel girone di ritorno, la vittoria per 2-1 sul Charlie Muzzane e il 4-1 ripilato all'Ambrosiana. È un test particolarmente sentito e vissuto sul campo da Vincenzo Calì, ex di giornata in grande spolvero e autore di 12 centri. Non passano inosservati i numeri di questo match tra i biancorossi padovani e l'11 iberico, sono i faccia a faccia giocati qui al Gabbiano. La cadenza richiama l'1-1 del 27 novembre 2016 con le reti di Graziano Aliu e Fabio Lauria. Altro botto al 5-2 del 29 marzo 2018, un giovedì dove si è elevato a protagonista Pietri Biasi, autore di 2 gol. Il rovescio della medaglia nell'1-2 ospite, gol di Zane, Bigolin e autorete finale in favore del Valchiampo. L'unica ex della breve storia risale alla prima contesa del torneo di eccellenza A, il 16 marzo 2014, un verdetto di 1-1 fermato dai bomber Aliu e Dal Bosco. Il bilancio gol quindi è in favore dei padroni di casa per 9-5. Questa è la panoramica del prepartita in attesa delle squadre. L'arbitro è il molisano Maurizio Barbiero della sezione AIA di Campobasso, primo assistente il signor Martone della sezione di Monza, secondo assistente il signor Caldarola della sezione AIA di Asti. Per l'ingresso in campo guidate dal direttore di gara signor Maurizio Barbiero di Campobasso. Campodarsego schierato con Boscolo Palo tra i pali, Boscolo Visto, Busetto Callegaro, Montin, Severnini, Tardivo, Zavan, Bonaventura, Conti, Acamadù. In panchina il tecnico Luca Lugnan dispone del secondo portiere Trezza, Annoni, Leonarduzzi, Averi, Finazzi, Scapin, Trovade da Pollonia e Dario Sottovia. Risponde l'Ardiano Chiampo con Enzo tra i pali, Pasqualino Rossi Molnar, Valenti Calimonni, Gabbani, San Marco, Bigolin e Pettinà. Il tecnico Beppe Bianchini in panchina dispone del secondo portiere Circio, Casini, Cuccato, Forte, Roverato, Cavaliere, Lisai, Antoniazzi e Zuffellato. Rispetto all'ultima partita esterna di Muzzane, l'Ardiano Chiampo tiene in panchina i 4 giocatori di centrocampo e attacco che sono Casini, Forte, Lisai e Antoniazzi e dà spazio soprattutto a Gabbani, San Marco, Bigolin, Pettinà e soprattutto a Valenti, Nicolò Valenti, esterno d'attacco, uno dei fantasisti della formazione giallo-celesti guidata da Beppe Bianchini. Tutto è pronto per il calcio d'inizio. Barbiero di Campobasso, il direttore di gara, assistenti Martone di Monza e Caldarola della selezione AIA di Asti. Tutto è pronto per il calcio d'inizio, ma con le squadre schierate al centro del campo, una di fronte all'altra, per onorare con questo minuto di raccoglimento Tarcisio Bunist, il grande difensore della nazionale italiana e dell'Inter scomparso nelle ultime ore. Le due squadre stanno onorando appunto un grande campione che è venuto a mancare.
Scusami, che è non ho capito la tua domanda. No, io caro ex tecnico, ho capito. Perché un po' timidi, no? Sì, sì.
Dai, vediamo perché poi mi devono venire Secondo tempo.